Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. A te la linea. Grazie Sveva, oggi ritorniamo in video a beneficio degli utenti 252, mamma mia che linguaggio burocratico, insomma, di quelli che dei grandi cari amici guardoni che hanno la possibilità di vederci anche in TV per lo streaming e poi lo rivedrete spero in podcast su FB. Ma oggi davvero tanta carne al fuoco, perché è morta o è caduta, ma nel cadere qualcuno muore e senza cadere qualcuno muore lo stesso. È una sorta di santissima trinità tripartita, io trovo, tra Aga Khan, il Pascià, Rovagnati, il gastroimprenditore, e Alessio, il compagno Alessio, alias Aldo Tortorella, il politico forse più noto di quel settore autenticamente rivoluzionario e partigiano del mondo comunista. Poi, dopo aver accennato ad alcune novità anche in ambito artistico e letterario, la riedizione del libro di Hillman, un vero capolavoro, vero assoluto, perché è interessato non solo alla psicologia anche, ma alla simbologia, alla mitologia, il codice dell'anima di James Hillman. E nella seconda parte, con grande piacere, Andrea Zoppolato, che avevamo già avuto prima di Natale, responsabile dell'associazione Milano Città Stato, che è anche una rivista, e grande esperto dei problemi metropolitani milanesi. E con lui parleremo proprio dello sviluppo della rete metropolitana, della MM per intenderci. Infatti, dopo chiedo alla regista, quando sarà lui al cellulare dalle 12:30 di rimettere anche poi il logo del promo su MM. Quindi un po' però con un ricordo, perché 100 anni fa nasceva Romolo Valli. Romolo Valli è stato un grandissimo attore. Emiliano, penso che ovviamente una volta si faceva la scuola di dizione, che veniva fatta per tutti, anche per i registi o per le persone di spettacolo, ma sicuramente per gli attori era obbligatorio. E Romolo Valli confessò in un'intervista, e spero che tutti ce l'abbiate in mente, no? Un uomo di un certo fascino, coi baffi. Adesso i baffi non sono neanche più di moda, ma allora lo erano. E disse in un'intervista: mi spiace, io ho fatto tutte le scuole di dizione in questo mondo, ma non riesco a non tradire la mia emilianità. Ed era poi il suo tratto più specifico e accattivante, perché certamente almeno una volta non bastava la presenza, quella che volgarmente viene chiamata presenza, un uomo imponente, di fattezze, modi e gestualità gentili, su un tratto fondamentalmente borghese. Infatti lui recitò in tantissime compagnie teatrali sempre delle figure di piccolo medio borghese, ma ben educato, forgiato, mai il cattivo. Rarissimamente è stato il cattivo Romolo Valli. Ha fatto qualche sceneggiato televisivo, ma secondo me non era portato molto. Io spero che qualcuno di voi se lo ricordi, perché bisogna avere almeno un 45-50 anni, perché è morto già da qualche anno Romolo Valli, e quindi il meglio l'ha dato negli anni 60, 70, 80. Un uomo che diciamo seduttore nonostante, perché Romolo Valli non aveva la taglia dell'uomo aggressivo, ma sempre ben educato, e comunque in alcune parti, io me lo ricordo perché ovviamente da giovane andavo molto a teatro, in alcune parti, in alcuni pis, la sua caratteristica era quella comunque di riuscire
a tirare le fila, i fili e le fila dei burattini in mano a lui sul piano morale, naturalmente, no? Per cui Pirandello era il suo top, tantissime tante piece teatrali anche più fresche che lo videro sempre protagonista, sempre con questo accento che lui non riusciva a superare nella logica del tempo. Oggi siamo abituati al fatto che l'attore mantenga il proprio accento di origine. Non è più uno scandalo, ma una volta lo era. Grande Romolo, grandissimo, e anche la poca televisione che ha fatto comunque molto convincente. Allora, poi subito una mostra, sta finendo oggi, era iniziata il 30 ottobre del 2024 alla Galleria Mazzoleni di Torino. Voi sapete che le Gallerie Mazzoleni sono sparse un po' per tutto il nord e hanno sempre delle mostre di qualità, secondo me. Quindi c'è da considerare che questa mostra è eccezionale perché ha un nome che sicuramente a chi si ricorda perché e come è nata questa radio sarà molto caro. Eridanus. L'autrice, pittrice ma anche performancer e strutturalista è Melissa McGill. Quindi un anglosassone che si cimenta con che cosa? Con, vediamo il sottotitolo, The River Constellation. Ah, meno male che qualcuno al mondo si ricorda che il fiume Po, prima e oltre che fiume reale, certamente il più lungo d'Italia, è anche nel cielo. È nel cielo. Quante volte l'ho scritto nei miei articoli identitari? Nel cielo è là, con un buon telescopio. Ci sono però delle stagioni in cui è anche visibile, non dico occhio nudo, ma col cannocchiale. In ogni caso è una delle costellazioni più belle e una delle pochissime dedicate a dei fiumi. Ce n'è una anche che è dedicata al Nilo, però ecco, ovviamente a noi è caro, molto cara la costellazione di Eridanus. Lei, la Melissa, bellissimo nome, se uno non avesse in mente però quella singolare liquido che serve a digerire e a diciamo ergersi ad attività peristaltiche. Comunque, insomma, vada come vada, è lei, è la Melissa McGill e Eridanus, The River Constellation, sono degli spunti che partono proprio dalla forma della costellazione. Poi casomai riprenderemo questo argomento qualche volta anche per cultura popolare. La forma della costellazione è esattamente quella del fiume Po, se no non si chiamava Eridano. Eridano, anche poi Eridano è un nome, un secondo nome di Padus. E le stelle fisse della costellazione, lo voglio ricordare, chi mi segue sa che l'ho già detto, corrispondono alle città. Una stella fissa della costellazione corrisponde a Torino e infatti si è deciso da parte della Mazzoleni Foundation di fare una mostra a Torino. Io spero che arrivi anche altrove. E comunque una città è Torino, l'altra città è Piacenza, cioè le stelle fisse fino ad arrivare a Venezia. È una mostra che sicuramente, tra l'altro, il nostro caro amico e collega Marco Pianezza, che avremo un po' il piacere di vedere presto, spero, ma comunque non può non andare, se ancora non l'ha fatto, oggi a vedere appunto l'Omega, la chiusura di questa mostra alla Galleria Mazzoleni, ricordo che sta a Torino. E comunque per accedere a ulteriori notizie mazzoleniart.com. Quindi si parte, abbiamo detto, e chiudo, dalla bellezza del fiume visto nel cielo, si parte dal fatto appunto che una costellazione così è meravigliosa e mi fermo qui perché potrebbe essere vista un po' come una pubblicità battuta di tipo politico, ma non lo è, perché è la natura che innanzitutto dobbiamo glorificare e la natura ci ha regalato Eridanus, il prototipo assoluto
poi chi volesse imitarlo faccia lui. Questa era la notizia artistica, poi per altre letterarie andiamo dopo. La caduta degli dei. Ho individuato 3 divinità. Ovviamente non c'è nessuna forma di ironia. Personalmente stimo queste persone, nonostante non mi sia mai occupato di quello che facevano in vita, nonostante diciamo la loro ideologia sia diversa dalla mia, in particolare quella del compagno Alessio, però ritengo che si tratta di 3 persone, una anche morta abbastanza giovane, che hanno dato dal loro punto di vista tantissimo. Vediamo un po'. L'Aga Khan. Sapete che noi ragazzi, non dico l'anno perché non voglio abusare della vostra irritabilità. Noi ragazzi di quell'anno nei confronti dell'Aga Khan avevamo una sorta di devozione. Ma su, dai, tornate indietro nei tempi. Nel 62 crea come un colpo di bacchetta magica la Costa Smeralda. Da quel momento in cui l'Aga Khan fa costruire Porto Cervo, cioè prima contribuisce in maniera sostanziosa alla costruzione della parte residenziale di Porto Cervo, noi cominciamo a sognare. Noi cominciamo, ma ce lo concederete, via, non è un tratto volgare o troppo materialista, è umano. Cominciamo a sognare di dire, oh che bello sarebbe andare a stare qualche mese all'anno in una villa fatta costruire dall'Aga Khan. Cioè ci aveva colpito il fatto che quest'uomo venuto dall'Oriente, tra l'altro morto a 88 anni qualche giorno fa, per questo ne parliamo, in Portogallo, anche i ricchi piangono, nel senso che tutti finiscono in Portogallo, sia i poveri che i ricchi. Beh, quest'uomo qua aveva fatto una sorta di magia, ci aveva creato quello che fin da piccolissimi noi avevamo sognato come essere la vacanza da sogno, come direbbe Briatore. È un sogno meraviglioso. Ecco, Briatore poi si insedierà anche lui nella Costa Smeralda con i suoi locali, ma sarà soltanto un imitatore di tutta questa faccenda. L'Aga Khan per cui era per noi una sorta di Deus ex machina, sceso dal cielo, non ha importanza di quale origine fosse, insomma, comunque l'origine è importante, ma l'origine viene superata dal traguardo e dallo scopo, no? Aveva costruito e stava costruendo, aveva definitivamente costruito negli anni 60 il più folgorante esempio di vacanza balneare. Ecco, quella dove con un po' di soldi in tasca tu ti puoi divertire alla grande. Lascio immaginare quali erano gli spunti nella nostra mente di noi ragazzi. Dio, sento gli ascoltatori dire come sei banale, Rognoni, ma non pensavo che tu scivolassi giù da Kant, Hegel, Emilio e arrivassi a questo schifo di deriva. Sì, sognavamo una bella macchina, è un peccato? Cioè, no, ditemelo se è un peccato, perché mi preparo già quando andò al creatore di chiedere scusa se sognavamo una bella, ma veramente bella, no? Di quelle da sogno americano. E andare là, arrivare a Porto Cervo, farsi accompagnare in casa da un maggiordomo e poi scendere nella spiaggia privata. Ecco, questo sogno lui ha permesso di farlo realizzare anche a persone che conosco, che non è che avessero una ricchezza eccezionale, ma sono riusciti a fare questo salto di qualità che li ha portati in quella dimensione. Non sono felici lo stesso, state tranquilli. Il secondo personaggio è Rovagnati. È morto giovane in un incidente aereo di elicottero. Rovagnati aveva costruito negli ultimi 30-40 anni, a partire ovviamente dall'afflato paterno, ma anche il giovane aveva costruito una sorta di piccolo impero mediatico, dove il Rovagnati anche qui era diventato un must.
Che prosciutto hai comprato? Poi naturalmente con tutto il rispetto di targhe, timbri, testate come ragiono giornalisticamente, come il prosciutto di Parma o di San Daniele. Ecco, però insomma è andato di moda a partire dagli anni '80 sicuramente il Rovagnati. Il prosciutto, per chi è nato diciamo così a nord degli Appennini, ma con qualità diversa anche in Toscana e in Lazio, ma ovviamente il prosciutto che è quello cotto, è più noto e famoso al nord, è un riferimento ineludibile della gastronomia padana, riferimento ineludibile al punto per certi aspetti da preferirlo alla bistecca. Sentite soltanto il suono e sentite la battuta ovviamente, ma mi mangio una bella fiorentina. La fiorentina cos'è? Un fiore, sì, è buonissima, non lo discuto, ma nell'allargare la bocca e promettere o invitare le persone di mangiare per mangiare il prosciutto, c'è già tutto un programma di palpitazione del gusto che il nostro Romagnati era riuscito, anche qui come sogno realizzabilissimo, a trasferire in realtà. È morto in maniera assurda, in maniera incredibile. Il fato, mi vengono in mente certi autori greci che avevano generato, pensate un po', Omero, ha generato il fatto che quando gli dei, che così ragionavano, creano un essere umano, gli danno al tempo stesso con la mano sinistra un grande regalo, un grande dono, una possibilità di essere ricchi, di successo. Con la mano destra, fasciata di nero, gli impongono una certa morte. Il terzo personaggio è il compagno Alessio, Aldo Tortorella. Non era famosissimo, ma perché poi lui era abbastanza ostile all'ostentazione mediatica. Non era famoso come Berlinguer, ma neanche, essendo è morto 100 anni, quindi comunque era più vecchio dello stesso Berlinguer. In ogni caso, Togliatti e gli altri, che pur aveva conosciuto. Però era diventato un eroe durante la guerra partigiana, il mitico compagno Alessio. Tante volte abbiamo detto, condividiamo questa passione per la resistenza, a patto che con un certo realismo si capisca e si colga la certezza che oltre alla resistenza ci sono state altre battaglie comunque valide, comunque significative per ottenere la libertà qui e in tutto il mondo. Ottenere la libertà non solo rispetto al fascismo e al nazismo, ma magari anche in certi luoghi d'Oriente verso il comunismo. Il compagno Alessio aveva scritto anche dei libri, aveva proposto un modello di comunismo d'antan che piaceva anche a Marco Rizzo fino a qualche tempo fa, ma anche lui, come ha sottolineato ieri sera Crozza nella sua trasmissione, ha abbandonato quelle antiche fascinazioni. Comunque, questa strana trinità è morta più o meno negli stessi giorni e ci ha lasciato un'eredità enorme. La Costa Smeralda non sarà più mai la stessa dopo la morte dell'Aga Khan. I prosciutti se un eventuale declino del Rovagnati, ma già stiamo vedendo qui in area Breantea per esempio la Candi, con un'altra dinastia famosa, Fumagalli, che è entrata in crisi, non so se sarà ancora all'altezza della situazione. E infine appunto di compagni Alessio non ne nasceranno più, ve l'assicuro, non nasceranno più per tantissimi motivi. Ecco perché è un po' l'ho voluta rappresentare magari un po' provocatoriamente come la caduta degli dei. Vi stavo dicendo cerchiamo in quest'ultima parte di mettere a fuoco altri aspetti della cronaca letteraria. Intanto da dirvi che da oggi parlerò anche non più soltanto di libri
cartacei ma anche di audiolibri. Un consiglio: gli audiolibri non presentano romanzi appena usciti, ma romanzi d'antan. Vi propongo uno scapigliato piemontese, un certo Cagna, che ha scritto un capolavoro, i racconti di Alpinisti Ciabattoni, che è la storia di alcune famiglie della pianura, Lomellina, Pavese Lomellina, Novarese Vercellese, che vanno a passare d'estate qualche giorno sui laghi, sui nostri laghi d'Orta e Maggiore, e anche con escursioni davvero ardite in Ossola, nelle montagne dell'Ossola. Gustosissima questa produzione cagnana, al punto che la RAI ha fatto bene, vi si accede, attenzione, facilissimamente, Rai Play Sound Libri, Rai Play Libri, audiobook, e andate lì e cliccate su Alpinisti Ciabattoni, spassosissimo, spassosissimo. Vi cito per esempio un racconto in cui i due protagonisti, la coppia attempata che va in vacanza sul lago d'Orta, è costretta a subire le brutte intenzioni di un ristoratore che da solo offre solo carne secca o marcia. E lì poi nascono delle situazioni davvero esilaranti. Ecco, non è il comico che ti fa spacciare da ridere, ma il comico che ti mette di buon umore. Alpinisti Ciabattoni è un audiolibro, forse anche perché se andate a cercare in biblioteca lo trovate, Cagna Alpinisti Ciabattoni, libro uscito 100 e più anni fa, ma lo trovate proprio anche come audiolibro RAI, e lo potete sentire con una voce d'attrice stupenda, perché a volte il problema degli audiolibri, che si raccomandano in particolare a persone non più giovani, ma questo è pleonastico, il problema degli audiolibri è che non hanno sempre delle produzioni attoriali, quindi come voce adeguata. In questo caso proprio siamo a un livello top. Si cita tra l'altro il dialetto padano e il dialetto veneto, tra virgolette si intende dialetto, sia ben chiaro. E ultima osservazione, James Hillman, Il codice dell'anima, ve lo mostro. Il codice dell'anima è un libro che ha avuto già un enorme successo in tutto il mondo. James Hillman, americano che è seguace di Jung. Il codice dell'anima parla di psicanalisi, il rapporto fra psicanalisi e mitologia, ma anche spiritualità, nuova spiritualità, che può essere anche sintetizzata come New Age, ma non è il New Age volgare, il New Age grasso, crasso e ridicolo. No, è un New Age di qualità, dove tantissimi spunti, partendo da un lavoro sulla simbologia di Hillman che è eccezionale, ci racconta appunto come si possa migliorare la propria vita. A dopo, 2 minuti di break. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. A te la linea. Grazie, adesso ci mettiamo in contatto con Andrea Zoppolato. Chiudo solo il suggerimento di prima:
perché vi ho citato Il Codice dell'anima, edizioni Adelphi, un libro che non può mancare assolutamente nella libreria, nella biblioteca di un uomo o una donna che credono nella cultura dei simboli, degli archetipi e del rapporto ancestrale fra l'anima e l'animo, fra la psiche e Dio. Allora, Andrea Zoppolato, vediamo un po' se siamo in contatto per riuscire a parlare un po' di area metropolitana ed MM. Pronto? Ancora un minuto. Allora, oggi con Andrea Zoppolato, che è veramente, oserei dire in senso buono, un vero e proprio guru della milanesità, di quella milanesità moderna ovviamente, no? Che cerca di capire anche attraverso gli strumenti della geografia, della demografia, della sociologia, dell'antropologia, cosa si può fare per far ritornare Milano caput mundi. Quindi con Andrea, Zoppolato abbiamo il nostro parliamo. ospite. Ci siamo? Eccoci, pronto? Andrea? Sì, pronto. Eccoci qua. Sì, Allora, ciao a tutti. benissimo, grande protagonista, io uso la parola affettuosa ma non deve essere travisata, guru in senso buono, cioè, no, niente stregoneria, cioè capacità diciamo mentale ma anche organizzativa di assemblare tutta una serie di dati, approfondirli e renderli commestibili, perché non è facile trasversalmente trattare tutti questi argomenti che riguardano la metropoli milanese. Milano città-stato, infatti. Ecco, subito ancora lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, perché Milano città-stato come associazione, come rivista, come gruppo d'avanguardia? Andrea Zoppolato, ecco. Sì, Andrea, suggerisco alla regista. Milano città-stato nasce con l'idea del poter rendere più importante a livello internazionale Milano, agendo soprattutto sulla leva amministrativa e politica. Quindi è un concetto abbastanza semplice, nel senso che se si guardano tutte le grandi metropoli d'Europa, sono tutte delle città-stato, cioè città che hanno dei poteri equivalenti a una regione. Quindi a nostro avviso Milano, per poter competere alla pari, almeno dal punto di vista dei poteri, con le migliori città d'Europa, deve poter avere un'autonomia simile a quella di una regione, anche perché se il Molise, che ha 300.000 abitanti, può gestirsi con una certa autonomia, Milano, che con l'Interland supera i 3 milioni di abitanti, crediamo che abbia poco senso che abbia gli stessi poteri di un comune di una valle montana. Certamente. Allora, oggi all'interno di questa cornice preziosissima, non solo per i milanesi, ovviamente quelli che ci sono nati, che ci arrivano, che ci arriveranno, di qualsiasi età, di qualsiasi sesso, religione, etnia, ecco, Milano è questo grande placenta materna, secondo me, che però è sintonizzata con il 2500, oramai forse speriamo. Cerchiamo di estrapolare però il problema, che è un problema, dello sviluppo della rete dei trasporti. È stato fatto tantissimo anche negli ultimi anni, ma a partire da quel mitico 62 che segna davvero un inizio, prima parlavo dell'Aga Camper alla Costa Smeralda, ma insomma, l'inizio di un'Italia completamente nuova, l'Autostrada del Sole, compagnia bella. Ecco, lì abbiamo lo sviluppo della metropolitana, MM1, MM2, MM3, e i milanesi che sono cresciuti come me, io adesso abito a Monza, ma mi sento sempre anche milanese, hanno visto proprio trasformarsi questa grande realtà. Ecco, adesso arriviamo addirittura a parlare di MM6. Ecco, insomma, vogliamo tracciare un bilancio e qualche prospettiva dal punto di vista di qualcuno che ce l'ha sempre sott'occhio la situazione. Ok? Sì. Beh, sicuramente tu hai detto bene, anche perché a Milano la metropolitana è un po' un fattore distintivo. Diciamo che il tram e la metropolitana sono dei simboli quasi pari a quelli del Duomo per un milanese. E i milanesi hanno molto a cuore la metropolitana e devo dire che è sempre un po' al centro di quelli che sono i discorsi sul presente, sull'orizzonte. Tu hai citato effettivamente che è il tema caldo oggi di Milano, cioè a Milano in realtà è vero che ci si sta avvicinando alle Olimpiadi, però oggi diciamo che al centro dei discorsi, se dovessimo fare un sondaggio adesso in questo momento e sentir parlare milanesi, probabilmente sentiremo parlare più della M6
che non delle Olimpiadi, perché è quella che tra l'altro Sala ha definito quella che sarà l'ultima metropolitana di Milano. Ci auguriamo di no, anche perché noi come testata sogniamo anche la necessità di avere la cosiddetta M7, una Circle Line, cioè un raccordo circolare attorno a Milano, come esiste tra l'altro in tutte le principali città d'Europa. Certamente. Ecco, una prima impressione, così volendo, io adesso tra l'altro sto scrivendo un libro che parla anche di questo, per la storia della Lombardia territoriale dal 1850 ad oggi, ma se uno volesse tracciare un primo quadro sintetico, la metropolitana in tutte le sue espressioni, le sue braccia, le sue estensioni, ha avuto successo, cioè al di là diciamo degli aspetti quasi goliardici, cioè del milanese che fa sottoterra per far prima, ha avuto successo, ha avuto quel successo che all'inizio si pensava ad avesse, oppure tutto sommato meno di tutto il grande sogno che si portava indietro da tempo? Allora, diciamo che sicuramente ha un successo dal punto di vista della presenza e dell'importanza dentro le mura, tra virgolette, cioè dentro i confini di Milano. Quello sicuramente è un successo. A Milano ormai, soprattutto dopo che si farà questa M6, tutta la città è abbastanza vicina a qualunque fermata. Però hai detto bene, sollevando il dubbio che in realtà sia comunque un progetto mancato. Perché? Perché se guardiamo proprio, estendiamo la funzione di una metropolitana per una metropoli, la metropolitana in realtà funziona soprattutto per consentire che tutti quelli che gravitano attorno alla città possano accedere alla città senza intasarla, e così come poter aumentare il raggio d'azione di una città. Milano in questo ha fallito, perché se si vede Milano è super coperta dentro la cosiddetta area B, abbastanza coperta dentro l'area B, però più ci si allontana dal centro e soprattutto più si esce dai confini e più diventa praticamente inesistente. Tanto che noi abbiamo fatto un articolo di provocazione in cui abbiamo detto che se i comuni che sono attorno alla cintura di Milano, e tra l'altro si parla di comuni come Sesto, Cinisello, che sono se fossero abili come città, sono tra le 100 città più popolate d'Italia, quindi non sono dei dettagli. E mentre in qualunque parte del mondo sarebbero parte integrante alla metropoli, perché dal punto di vista gestionale rispondono alle stesse esigenze i cittadini di Sesto come i cittadini di Quartoggiaro, da noi che c'è il confine amministrativo molto piccolo e soprattutto che è un taglio netto nella continuità dei centri abitati, sono tagliati fuori questi luoghi. Quindi noi abbiamo fatto una provocazione dicendo che se tutti i comuni della cintura esterna di Milano fossero dei quartieri di Milano, e quindi con i cittadini che votassero il sindaco e quindi a quel punto il sindaco dovesse sentire anche le loro esigenze, abbiamo immaginato che gran parte di questi comuni oggi sarebbero serviti dalla metropolitana, consentendo così effettivamente alla metropolitana di lavorare come dovrebbe fare, cioè servire tutto un territorio che gravita attorno a un luogo e non solo una singola parte. Assolutamente. Diciamo, io mi ricordo, avendo un'età adeguata, mi ricordo che ai primi tempi era proprio un giubileo morale, il fatto di poter dire, ecco, adesso anziché prendere l'autobus numero tal dei tali, andare in centro, diciamo non dall'estrema periferia, da una media periferia, per andare in centro ci mettevo 3/4 d'ora, adesso tranquillo, via come una scheggia, ci metto 15 minuti, quindi grande entusiasmo, eccetera. Però c'è un'altra questione, il fatto che tendenzialmente si andava a prendere il treno fino a quei tempi, siamo negli anni 60, ma questo anche negli anni 70, il treno per andare a Monza, a Busto, a Lodi, a Pavia. E allora lì si è insinuata l'idea, per un certo periodo, complici alcuni sindaci, non che abbiano fatto male loro, ma erano anche portavoce di una sensibilità popolare, che insomma uno scendesse
giù in piazza Bandenere e potesse arrivare comodamente in mezza Lombardia. Ecco, cosa che in realtà non è stata fattibile, non è stata possibile. Qual è la tua idea su questa questione? È altro tasto dolente. E io porto la mia esperienza. Io sono milanese, ho vissuto buona parte della mia vita a Milano, ma ho vissuto anche un lungo periodo in una città-stato tedesca che orgogliosamente ha una sua Costituzione, Berlino. Il primo punto della Costituzione è che Berlino è una città-stato, non è un caso. E Berlino è l'esempio di, secondo me, quello che è assurdo che Milano non faccia. Cioè a Berlino la metropolitana è costituita, la rete metropolitana, dalla cosiddetta S-Bahn, che è in pratica la metropolitana che esce fuori in gran parte del suo percorso, e la U-Bahn, che è la metropolitana che è sottoterra. Di fatto però la rete è formata, quindi S-Bahn e U-Bahn, e lì davvero tu, da Alexanderplatz, tu scendi alla metropolitana e sali su una specie di metropolitana che ti porta al confine con la Polonia o sulle rive del Mar Baltico. Ed è tutto integrato, fortemente integrato. Da noi invece c'è, questa cosa si potrebbe fare domani mattina, integrando sotto un'unica regia il passante con la metropolitana, ma questo per varie ragioni non avviene, a parte che come popolo noi abbiamo più difficoltà a metterci insieme, quindi ognuno vuole un po' il suo orticello, e la situazione paradossale è che uno come me, ripeto, milanese, mi considero puro sangue, il passante l'ho preso una sola volta e mi è sembrato un mondo, una specie di Luna Park, cioè vedere un treno che ti arriva dove di solito arriva una metropolitana con le sferragliate eccetera, salendo proprio, è una visione quasi mistica. Però è veramente assurdo, cioè addirittura non c'è lo stesso biglietto, ci sono dei tornelli dove la gente prende la multa perché passa ad esempio da Garibaldi, se tu passi dalla metropolitana al passante vai liberamente e non c'è ti puoi dimenticare anche di rimettere il biglietto. Tanti turisti sbagliano e non sanno che un biglietto non vale per l'altra roba, quindi di fatto succede quello che hai detto tu, cioè si potrebbe effettivamente scendere tranquillamente, considerare come cosa unica che tu prendi la metro, scendi, prendi un altro mezzo sempre nello stesso sistema e arrivi sul lago di Como, ma di fatto così non è, cioè sono proprio due mondi totalmente distanti. Sì. È proprio così, e tutto sommato il passante, che costituiva un po' una specie di appunto di Deus ex machina proprio di tipo strutturale, non ha avuto quel successo proprio dal punto di vista sia dell'immaginario che dell'utenza. Il passante è rimasto un passante, una cosa che passa, non una cosa che viene utilizzata quotidianamente. E io stesso ho avuto più o meno le stesse sensazioni tue quando, venendo dal nord della città e incontrando e fermandomi a un certo punto in modo da entrare nel passante, ho avuto la sensazione che non fosse esattamente connessa in maniera ottimale. Ma non è per sempre voler fare i critici. Sul piano strutturale ingegneristico è perfetto, però c'è qualcosa che non scatta dal punto di vista proprio della psicologia dell'utente. Io tra gli altri esami che avevo dato all'università era anche proprio geografia psicologica, cioè è una branca particolare che però è importante, ecco, secondo me dal mio punto di vista. E più in generale appunto quest'idea della comodità che non doveva più passare attraverso la gomma, quindi insomma l'idea dell'auto, mi devo andare nel box a pigliare l'auto e vado a Como, è citato Como. Como è il posto più vicino di villeggiatura, ma molto fra virgolette, villeggiatura, molto fra virgolette, partendo da Milano. E questo non è stato possibile, cioè tutto sommato dobbiamo ancora, la maggior parte delle persone arriva alla stazione centrale o Garibaldi e guarda se c'è un treno il più vicino e rapido possibile per scendere alla stazione di Como, e questo non è bello secondo me. Ma ripeto, l'hai detto tu, Berlino che ho frequentato anch'io per un certo periodo per motivi amorosi e non me ne rode la coscienza, però è tutt'altra cosa. Prego, dicevi? Prego. Sì. Tra l'altro c'è la questione, il problema in realtà la psicologia del cittadino è una conseguenza di come l'autorità gestisce la comunicazione, quindi di fatto è semplicemente una proiezione dell'autorità. Cioè ad esempio, tornando a Berlino, tu hai tutti i mezzi fortemente integrati, addirittura c'è un'app spettacolare, io sono stato di recente,
cioè tu hai l'app è l'equivalente dell'app ATM, tu metti tipo Google Maps, no? Tu automaticamente, tu dici, immaginandola qua a Milano, tu dici, non so, io voglio andare in Corso Garibaldi, adesso mi trovo in Piazzale Lotto, digiti il punto di partenza e il punto d'arrivo e in tempo reale ti appare tutta la mappa di tutti i mezzi di trasporto possibili e immaginabili, compreso anche il treno, quindi compreso il treno, l'Espan, Uban, i tram, gli autobus, e tu vedi in tempo reale non solo che si stanno muovendo, dove si muovono, ma ti dice in tempo reale fra tutti questi mezzi qual è il metodo più veloce per arrivare a destinazione. Roba che ti cambia ogni 30 secondi, cioè dici adesso mi conviene di più prendere il metro, adesso il passante, adesso l'autobus, eccetera, no? Da noi non esiste questo, cioè se tu vedi ATM è proprio separato, cioè tu dici tram, dici quest'altro, non è in tempo reale, cioè non è che ogni secondo ti cambia la cosa, e quindi in generale noi abbiamo tutti questi mezzi, ma dico anche un'altra banalità, no? Perché poi hai detto bene della critica, ma io sono contro la critica fatta per distruggere, ma in realtà poi invece la critica è la base per migliorare. E se ci pensi, tutto quello che stiamo dicendo sono cose che non è che diciamo non va bene, sono diciamo ma perché non si fa così? Cioè integrare dal punto di vista comunicazione passante e metro non mi sembra una cosa così ardita, visto che lo fanno tutti, no? E quindi in generale il discorso, ad esempio, dico una banalità, ma se tu hai ci capita a tutti di prendere il tram fermata via Torino, no? Perché ti indicano soltanto gli altri tram che stanno arrivando? Cioè pensa se quel tabellone ti dicesse anche la metro che ti sta arrivando sotto. Così come, perché nelle linee di interscambio dove passi ad esempio M5, M1, quando sei sul binario non ti appare anche che sta arrivando la linea corrispondente? Pronto? Non lo sentiamo più. Pronto? Pronto? Sì, ecco, no, è risparito un attimo dai radar. Dice, ripeti, scusa? Pronto? Cos'è che sta succedendo? Non riusciamo a capire. Andrea, lo Pronto? richiamiamo, va bene? Sì. Ecco. Andrea, intanto cerco di richiamarlo, tu continua pure, grazie. Sì, ecco, noi andiamo avanti. Intanto è caduto un altro dio, prima della caduta degli dei, è caduto Andrea Zoppolato, ma presto sarà arrivato fuori. Ecco, vi stiamo facendo un po' un cahier de doléances, no? Un'altra questione, secondo me, è stata il fatto che mentre in alcuni stati, ovviamente ancora bisogna parlare dello Stato tedesco, ma potremmo parlare anche in parte della Francia, abbiamo dei treni veloci, abbiamo l'alternativa fra il treno veloce e il treno il metropolitano che ferma in tutte le stazioni, quindi la metropolitana veloce e la metropolitana accelerata, cioè quella appunto che automaticamente si ferma in tutte le stazioni. E quindi se io voglio andare, scusate, faccio un esempio molto pratico perché penso di essere anche pratico, non sembra che lo sia, ma se io da Bande Nere voglio arrivare a Sesto San Giovanni, non è che debba per forza trangugiarmi tutte le stazioni di questo mondo. Posso avere, no, faccio un po', imito Matteo, non perché voglia imitare per forza lui, se volete mi imito anche tutti gli altri politici. Posso per caso avere l'agio, il pregio in 20 minuti di essere da Bande Nere a Sesto, o devo sentire il rumore della stazione, del cigolio che si ferma ogni stazione? Sentiamo se è ancora in contatto Andrea. Pronto? Peccato perché eravamo arrivati a un punto cruciale, secondo me, su questa questione dell'EMM, e penso che veramente ciascun cittadino abbia il diritto. Viviamo nella stagione dei diritti, non capisco perché fra i tanti diritti non ci sia anche quello appunto di riuscire
ad andare da un capo all'altro della linea 1, 2, 3, eccetera, eccetera, in un tempo un po' più breve rispetto a quello, perché questo è normale. Cito Berlino, cito Wiesbaden, Frankfurt, Wiesbaden, cito altre località a nord delle Alpi, no? C'è qualcosa che probabilmente... Andrea, ho recuperato l'ospite, adesso lo ricollego. Andrea, ci sei? Ecco, ascoltami. Stavo parlando di collegamenti, effettivamente anche i collegamenti telefonici a volte non funzionano. Qui siamo, ecco, siamo dove siamo. Ascoltami, perché io non posso andare da Bandenere a Sesto o viceversa in un quarto d'ora con un treno veloce, secondo te? Infatti questa è un'altra cosa che suggeriamo, e abbiamo fatto anche degli articoli su questo, del fatto del... Milano ha un po' un'anomalia, se lo si vede dal punto di vista europeo, così come Roma, che hanno stazioni in cui tu per forza devi arrivare e riuscire, cioè non sono stazioni di transito come tutte le principali stazioni del mondo, ma sono stazioni che fanno sostanzialmente da un capolinea che tu devi entrare e uscire, che questo appesantisce molto tutto quanto, infatti basta vedere il groviglio di binari che c'è fuori dalla centrale. E quindi per a parte ovviare questo meccanismo che ritarda molto i collegamenti, in generale l'utilizzo dell'alta velocità potrebbe essere un'altra cosa, basterebbe inserire, noi abbiamo fatto proprio il progetto, cioè far passare a croce i treni dell'alta velocità, fermando anche 2 sole volte, potrebbe effettivamente accelerare fortissimamente i trasporti anche urbani. Però si riparte sempre lo stesso meccanismo, occorre una regia univoca su tutti i sistemi di collegamento e di comunicazione che ci sono nella grande Milano sostanzialmente, che è una cosa che un po' dovrebbe fare la regione ma non fa. Perfetto, Andrea, soffermiamo su MM4 e MM6 del futuro. Cos'hai da dire qualcosa su queste 2 linee? Beh, sull'MM4 è finalmente arrivata, l'abbiamo attesa un pochino, nel senso che doveva essere inaugurata ai tempi di Expo, e sicuramente è una linea che è stata accolta molto positivamente dai milanesi, ma se la sono già dimenticata, tra virgolette, perché adesso si sta parlando tutto dell'M6. L'M6, per venire nella sostanza, allora, la fredda cronaca è questa. Allora, siamo in attesa che il Comune presenti i 6 percorsi, 6 tracciati, su cui sta lavorando MM col Politecnico. Teoricamente dovevano essere presentati a novembre, ma stiamo ancora aspettando. In generale i rumors dicono che il tracciato preferito dal Comune dovrebbe in lungo, difficile che sia tutto così, però dovrebbe partire da Mind, fare un pezzo della cosiddetta Circle Line, che è quella parte circolare di cui abbiamo parlato prima, per poi fare tutto il tracciato da est-ovest e viceversa, sul lato coprendo più la fascia sud della città, per arrivare come altro capolinea a Ponte Lambro, perché la fascia sud è praticamente scoperta di Milano. Questo è il progetto sostanzialmente che caldeggia il Comune. Però nella partita c'è anche l'altro soggetto, che è quello forte, che mette i soldi, che ha i poteri, che è il governo nazionale, che invece vorrebbe spingersi più fuori. Per in generale la cosa strategica che vorrebbe perseguire il governo è questo tracciato dovrebbe riprendere in gran parte il tracciato che era stato anche ipotizzato ai tempi di Expo, perché comunque esiste un tracciato, un M6, era la cosiddetta linea rosa, poi diventata arancione ai tempi della Moratti, prolungata, quindi il pezzo dal quadrante nord-ovest, Quartoggiaro, che è abbastanza Certosa, che è molto scoperta adesso come metro, dovrebbe poi scendere e curvare per puntare addirittura a Locate Triulzi, se non a Opera. Perché Opera? Perché il governo che sta lavorando in gran parte sul potenziare l'alta velocità, sta realizzando attraverso il Terzo Valico il collegamento con l'alta velocità tra Genova e Milano, che dovrebbe essere operativo
teoricamente nel 2027, ma si parla già del 2029. Comunque, a Opera ci dovrebbe essere un hub di arrivo, proprio per non intasare eccessivamente la centrale, dovrebbe essere l'hub di collegamento e di connessione della TAV con Genova. A quel punto Opera potrebbe essere un straordinario hub di contatto tra la metro, a quel punto la M6, con l'alta velocità. Quindi paradossalmente potrebbe succedere quello che hai detto tu, cioè entriamo nella metropolitana, ci cambiamo, saliamo direttamente senza uscire allo scoperto su un treno ad alta velocità e in un'oretta arriviamo al mare, su una bella spiaggia della Liguria. Fantastico. Tu metti il dito nella piaga non solo per l'amore infinito che ho proprio per Genova, come la grandissima Superba, che sicuramente è una sorella mancata per ora di Milano, ma che potrà diventare davvero il futuro. Ma tra l'altro c'è il problema che la stazione di Porta Genova, che una volta era quella dove partivano tanti anni fa i treni per Genova, sta per chiudere la stazione di Porta Genova, e quindi dove arrivava la metro. E tutto questo probabilmente rientra in questo grande progetto, però i milanesi si chiedono quanto dovremo aspettare ancora per pucciare il Severino nel mare. Questo è un altro disastro, nel senso che abbiamo parlato dell'M4 che doveva essere inaugurata prima di Expo, addirittura è stata fatta dopo l'M5. e Monza è un altro tasto dolente, cioè ogni anno si dice Milano sarà la prima città che collega due metropoli con la stessa metropolitana, e poi ogni anno slitta sempre di più, ormai si va oltre il 2030, la metropolitana su Monza è di fatto bloccata, sia tra l'altro l'M1 e l'M5, e non si capisce tanto perché, o meglio ci sono delle motivazioni, però anche quell'assurdo, così come tante altre estensioni. Diciamo che l'altra nota dolente è proprio questa, perché purtroppo quando si annuncia un progetto si annunciano dei tempi che già si sa non verranno rispettati. E io credo che questo è un grave problema, ma proprio dal punto di vista psicologico, perché è vero che si sa che bisogna aspettare, però se si sapesse che i tempi vengono confermati, già il fatto che se domani mattina dicessero nel 2032 ci sarà la M6 e si andrà con la metropolitana al mare, e si sa a quel punto che verrà confermato, c'è già questo, un po' come l'effetto prima di Expo, già sapere che verrà, si realizzerà tra qualche anno, già questo inonda di più ottimismo, positività, anche investimenti, perché magari gente che dice io preferisco comprare la casa Opera col fatto che ci sarà il collegamento dell'M6. E questo è un altro grave danno che viene fatto. Secondo me alla fine i gravi danni che vengono fatti dalle varie amministrazioni in Italia sono la sottovalutazione dell'elemento psicologico, che invece secondo me è basilare, non solo nella vita di una persona, ma proprio nel benessere di una comunità. Sono d'accordissimo, penso che siamo riusciti in questi 25 minuti a dare un quadro di quello che sta per manifestarsi, c'è stato prima e ora sta per manifestarsi. È un nodo proprio di tipo non solo geografico, dei trasporti, economico, ma proprio, come abbiamo detto in questi ultimi minuti, mentale del nostro vivere in Lombardia e dell'intero vivere al nord, al netto di tutti gli altri problemi che, se vuoi, le prossime volte, e sono tanti, caratterizzano Milano, che andremo a affrontare. Grazie infinite, siamo alla fine. Andrea Zoppolato, grande protagonista del pensiero su Milano, sulla Milano contemporanea, e ovviamente dirige, mi sembra che sia anche una bella rivista, no? La bellissima Milano Città Stato. Hai qualcosa da aggiungere? Siamo in chiusura, Andrea? No, vi aspetto tutti quanti su Milano Città Stato, in attesa di avere un'altra ospitata da te che affronti tematiche sempre con grande, non solo tematiche di interesse, ma complimenti anche per la modalità con cui le affronti. Grazie infinite, a risentirci, e scusate se passiamo da Milano, Genova, Venezia. Venezia risorga Venezia per sempre. A risentirci. Avete ascoltato Cultura e Arte con il professor